Silenzio elettorale, giornata di riflessione, ma anche il momento utile per capire come si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione Calabria e per i candidati al Consiglio regionale. Gli aventi diritto al voto sono esattamente 1.888.368. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si voterà chiaramente con una scheda unica sulla quale si potrà esprimere il voto per un candidato alla presidenza e una lista collegata. È importante ricordare che in Calabria non è ammesso il voto disgiunto, non si può quindi scegliere un presidente e contemporaneamente una lista che sostiene un altro candidato. In caso contrario, la scheda potrebbe essere annullata per la parte riguardante la lista. L'elettore potrà inoltre indicare una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale all'interno della stessa lista. Se si scelgono due nomi, devono essere di genere diverso, un uomo e una donna, altrimenti la seconda preferenza verrà annullata. Come sempre, in occasione delle elezioni, gli uffici comunali restano aperti anche durante le operazioni di voto. Chi avesse smarrito o completato la propria tessera elettorale potrà richiedere un duplicato o un certificato sostitutivo presso l'ufficio elettorale del proprio comune anche domenica e lunedì, così da non perdere la possibilità di partecipare alla consultazione. Tra le principali novità di queste elezioni figura infine per la prima volta la presenza del consigliere supplente. Qualora uno dei consiglieri eletti dovesse essere nominato assessore, lascerebbe momentaneamente il Consiglio regionale e subentrerebbe nella SISE il primo dei non eletti. Qualora all'assessore venissero revocate le deleghe, tornerebbe in Consiglio al posto del collega supplente.